questa domanda. I trasporti sono un fatto storico. I miei colleghi, il Presidente della Giunta, stanno pensando, ma anche tutto il Consiglio, ormai tutti i sardi fanno una battaglia, un fronte comune. Come dico sempre, non può essere che siamo tra sardi e avversari. Noi dobbiamo essere i migliori alleati, i nostri competitor sono altri, non dobbiamo difenderci da noi. Noi dobbiamo veramente programmare un futuro certo, una programmazione certa, e si sta andando su questo indirizzo. Io ho un'idea di Sardegna, l'ho detto sempre, decido fino a prova contraria, ascolto, se ci sono suggerimenti li cogliamo sempre, guardate, io ascolto tutti e tutto, ma se non decidete decido io, perché bisogna fare delle scelte, ci sono degli investimenti, sono soldi pubblici, e in questi anni le scelte che ho avuto in modo coraggioso, a volte anche criticate, però come vedete stanno dando risultati. È giusto così, per il bene di sé della Sardegna. La legge 7, per qualcuno che non lo sa, spesso vede il singolo evento, però io voglio darvi dei numeri importanti per far capire cosa stiamo facendo per tutti voi e per tutti noi. Pensate un po', il 2022 ha avuto circa 20 milioni di investimento. Io ho fatto i bandi triennali, quindi abbiamo la certezza di avere tutti questi eventi, 208 eventi, 2022 fatti, 2023 e 2024. 208 eventi sparsi in tutta la Sardegna, tra cui forse i più noti, forse, ma di fatto non è così, quelli che hanno dato forse più promozione, quelli sportivi, ma non è così. Pensate, noi abbiamo 19 eventi identitari e folcloristici, quelli i festival veri, e le feste identitarie le portate a 19, erano solo 10 quelle riconosciute nel GEI. Quindi arricchire i comuni con le feste storiche religiose è un fatto dovuto, vuol dire che i comuni danno più servizi. Non lo dico sempre, bisogna accarezzare quel sogno di dire una Sardegna che viva tutto l'anno, andare oltre il mare. Ecco, questa è la Sardegna che vorrei e che serve a tutti i sardi. Vivere 12 mesi all'anno, non solo 3-4 mesi. È chiaro che va rafforzato il concetto del mare. Ancora oggi l'80% dei flussi turistici vengono soprattutto luglio e agosto, poi gli altri piano piano tendono a scendere. Il grande lavoro dei porti e degli aeroporti quest'anno, il 2022, perché adesso siamo nel 2023, ha fatto sì che quel grande lavoro con grande personalità e grandi sacrifici, con pandemia dichiarata, caro prezzi, di più anni e meta, ma sono arrivati a 7 milioni di arrivi. Abbiamo eguagliato il 2019 e gli in presenza li abbiamo completamente superati quei dati. E la parte economica sotto gli occhi di tutti, c'è una Sardegna più ricca, la permanenza è durata di più dei turisti. Quindi vedete quanti record, e questo grazie a un grande lavoro dietro le quinte, quindi ho il dovere di ringraziare a chi dietro le quinte ha servito la Sardegna, dai trasporti, ma anche tutto il mio staff, tutto l'assessorato, tutti gli operatori che fanno parte del circuito turismo, degli albergatori e ristoratori, tutti. Se salto dei periodi dicevano non ce la facciamo più, nonostante questo riportavano nei quotidiani, vuol dire che c'è tanto lavoro. Ma noi che possiamo cacciare via i turisti, dobbiamo fare un altro ragionamento, come accoglierli ancora meglio. Serve una Sardegna che dia servizi. Ecco, in un'idea di Sardegna questi servizi valgono quasi 60 milioni di euro in 3 anni, solo per la legge 7, su 71, perché gli altri li prendono adesso nel 23, e sono già arrivati grazie al lavoro dell'Artigiancassa, delle associazioni di categoria e l'assessorato che certifica ulteriormente e liquida, perché ultimamente liquidiamo noi, pensate un po'. Idem per il commercio, abbiamo fatto la collaborazione, abbiamo dato 10 milioni e 15 alla Camera di Commercio che gestirà per il 23 ancora per accelerare tutti i tempi. Nei pagamenti siamo nei tempi giusti e sotto la soglia di quei famosi mesi, perché poi vanno in ragioneria, noi facciamo tutti gli uffici, fanno tutti gli atti e poi qua c'è il direttore generale, quindi può anche rispondere nel dettaglio, anzi la invito poi a rispondere proprio nel dettaglio perché sono cose più di gestione, ma gli posso garantire che io sono uno di quelli che chiede sempre agli uffici: mettetevi nei panni degli altri. La gente non ha tutti questi soldi da anticipare, quindi i pagamenti sono una questione fondamentale per la certezza della programmazione. Ovviamente spesso i ritardi sono dovuti alle associazioni che non portano la documentazione, il vero problema è lì, ma anche lì
io mi sono imposto mettendo dei limiti alle associazioni per portare i documenti, non lasciare in stallo sempre ai dipendenti, aspettare che tu portassi la rendicontazione, non può essere. Pensate che quando vi do un dato, e quando mi sono insediato, solo per la legge 7, ho trovato 1034 pratiche arretrate. 1034 pratiche arretrate della legge 7. Cioè c'erano 600 domande, 500 domande arretrate e si fa un altro bando prima della campagna elettorale che mi ha preceduto, accumulando altre 500 domande e io ne ho trovato 1034. Ho fatto una nota di servizio, e qui ci sono testimoni di uffici del mio direttore generale, chiedendo di fare una task force di dipendenti ed evadere tutte le pratiche. Credo che ne siano rimaste forse 4 o 5 di quelle vecchie, ma pratiche che erano anni fermi. La collaborazione della Camera di Commercio d'Italia e l'Unione Camere in generale, oggi con un restyling completo dei materiali e di come ci presentiamo sia negli spazi, completamente cambiati, investo di più, ma investo meglio. Stranamente c'è la fila a scattare le foto e stranamente vengono anche presidenti delle regioni da noi a dirci se ci fosse un premio lo daremo alla Regione Sardegna, e questo lo dicono gli altri. E ci stanno imitando. Pensate che hanno chiamato anche la ditta che fornisce il materiale ecosostenibile, altre regioni, Puglia, Sicilia, che vorrebbero copiare. Siamo stati il primo stand eco o il padiglione ecosostenibile di tutta l'artigiano in fiera e della BIT a Milano, 1.200.000 presenze, poca roba, la fiera più importante dell'artigiano al mondo. Ecco i primi. Ecco, io sto portando la Sardegna prima, a testa alta, fieri di essere sardi, mai più ultimi e vicini ai bagni, mai più. Lì ci mettevano l'Enit, sono uscito dal sistema Enit con coraggio e guardate i risultati. Poi andiamo in tante azioni, promuoviamo l'enogastronomia, i venditi Italia, andiamo nel mondo, abbiamo fatto gli accordi anche con il CIPINES, il progetto Insula. Quante città europee andiamo a promuovere la Sardegna? Quante fiere? 23 fiere stravolte in tutta Europa. Vedete quanta promozione, quante cose si fanno. Non è un caso che i numeri sono da questa parte. Abbiamo portato gente qui, abbiamo fatto l'Expo dell'Archeologia, abbiamo fatto hotel, abbiamo fatto la Fiera della Nautica. E sulla Fiera della Nautica a voi potrebbe anche passare inosservato, ma sapete quante persone arrivano da fuori dall'Europa? E quelli vengono in Sardegna, vanno a Olbia è conosciuta, no, stanno conoscendo la Sardegna. E non è la Sardegna in Costa Smeralda, è la Costa Smeralda in Sardegna. Tutti gli eventi che noi facciamo, li facciamo con l'idea che c'è una Sardegna unica, unita, poi dobbiamo migliorarci. E i numeri non vengono per caso.